Bella ragazzi, bentornati in un nuovo video. Siamo a Limone sul Garda per la seconda volta in quest'estate, però stavolta siamo in campeggio e abbiamo appena montato la tenda. C'è anche Ardi, ciao Ardi. Limone bellissima, siamo dovuti per forza tornare e vivercela in maniera un po' più grezza, diciamo. Faremo un po' di trekking, oggi però ci facciamo un po' di lago, un po' di piscina perché è veramente figa di brutto. Domani vi sveleremo tutto e niente, inizia un altro weekend. Bella raga, vogliamo farci un giretto per il campeggio, che siamo curiosi di vedere un po' le casette, i camper. Ignoranza di... Quattro case. Oh, la falletta della Cornovale che salta. Yeah. Questo sono uno dei tanti bagni e una delle tante docce. Proseguiamo da quella parte. Bella zio. Senti che canzone? Hello darkness, my old friend. Mi spiace. Questo è top. Bella. La tentazione di farsi anche un bagno a quest'ora, un posto tranquillo, non sederci. Loro sono i nostri vicini di tenda. Prosegue la camminata notturna, devo accendere la luce. Ecco, dicevo prosegue la camminata notturna, il camping è immenso, ci stiamo facendo un giretto. Tanta roba ragazzi. Che storia. Vicino di Natale. Questo è il sentiero che porta da là. Fai il pezzo di spiaggia, cammini nell'acqua anche. 10 minuti e arrivi in centro Limone. Questi sono bagni strafighi. E c'è anche un albero. Ovviamente. Hola. Ti seguo. Chiappe. There she go from outside like me. Come on. Beh, la seconda è figa. A tenda. A tenda. Oh, questa è anche pannella. Ho trovato la piscina. Oh, che colore. Che storia, la voglio anch'io. Siamo tornati alla base della nostra mitica tenda. Ta-da! Non male. Cosa stai facendo? Tu hai dei problemi? Tu non l'abbiamo fatto, è ora di fare la nanna, domani ci aspetta una gran giornata intensa. Buonanotte. Buongiorno da Riva del Garda, sono le ore 7:30 e ci stiamo già incamminando per affrontare questa bella giornata di trekking. La destinazione è il lago di Ledro, arriveremo su in alto a Pieve, poi ci gireremo intorno fino a scendere giù per Pur e poi chiuderemo la giornata con Punta Larici e poi si torna in campeggio. Adri, eccola qua, la famosa Ponale. Ecco, esattamente noi siamo qua, questo è tutto il percorso che faremo. Andiamo dal lago. Sono circa 3 ore di cammino. Beh, è lunga, ce la faremo? Ci va già bene, il sentiero è chiuso. Bella.
trucidato dai nazisti il 28 giugno del 44. Onore. Ecco cosa succede quando adentro una galleria. Non ho idea di cosa possa essere questo, ma dato che qui c'è storia di nazismo. L'odore della storia, l'odore del vissuto. Siamo già stanchi, fa niente. Proseguiamo. No, ma questa deve essere veramente qualcosa di incredibile, i brividi. Cancello per l'ingresso di Mordor. Questo sembra lo sgabuzzino del sottoscala di Harry Potter, però di un centinaio di anni fa. Anche qua. Oh, guarda qua. Invece si va su. Niente raga, abbiamo fatto praticamente un'ora solo qui e abbiamo appena iniziato. Però era da vedere perché questa è tutta la parte nazista, tutto quello che hanno costruito, caverne, stanze, i fortini. Spettacolare, veramente bello. E subito appena entri nel sentiero ponale e c'è questa meraviglia veramente epica. Adesso possiamo proseguire. No vabbè, ma quanto è immenso, qualcosa di incredibile. Ho fatto la tappa al santuario, sorpresa dentro la grotta, che ci dia la forza di arrivare alla meta. Ce la faremo, Adri? Certo. Ragazzi, eccolo laggiù. Rifornimento fatto, ci siamo fermati in una pizzeria a mangiare, spettacolo sulla pizza. Siamo ufficialmente nella valle di Ledro, a Molina di Ledro, e niente, adesso ci dirigiamo qui. Punto panoramico, la Madonna di Besta, a Bestia, e via. Ciao amiche mucche, come va? Tutto bene? Ci riproviamo. Ciao mucca. Tutto ok? Tutto ok. È la seconda volta che tentiamo di raggiungere la Madonna, da vivi ovviamente, ed è sempre faticoso, però ne varrà la pena, sicuramente. Eccola! Là! Ultimo sforzo! Ultimo sforzo! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Sì!
C'è da dire che internet come sempre inganna ed è totalmente distaccato dalla realtà. Panorama, posto spettacolare, percorso spettacolare per chi ama il trekking, però la Madonnina non sembra, ma sarà neanche un metro. Dalla foto sembrava quasi il Cristo di Rio, ma vabbè. Buongiorno a tutti, come ultima tappa prima di chiudere il weekend ci stiamo dirigendo a Tremozen sul Garda, ovvero vogliamo vedere la famosa terrazza da brivido. Non ne sappiamo nulla, abbiamo visto solo delle foto, ce l'hanno consigliato e vediamo un po' com'è. Per chiudere in bellezza facciamo una bella colazione su questa terrazza da brivido che è veramente tanta roba, ragazzi, consigliata 5 stelle, cioè guardate che roba, wow, bellissimo, non potevamo chiudere con una cosa più bella di questa, veloce. Vabbè, da qui si chiude il weekend, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi mi raccomando e seguiteci, ciao!